Terza corsa, ci sono 2 ritiri, Elettrica Trio e Estosa Rishow. Restano in 10, 1 Eclisse Matto, 2 Eusebio, 3 Vocrec, 4 Extra Wise L, 5 Energy Adri, 6 Ebrezza, seconda linea 8 End of West, 10 Tonansi, 11 Esdramò, 12 Edison NP. Molto giocati Eusebio ed Edison NP, macchina che accelera con la velocità iniziale da parte di Ebrezza che in poche battute sfila in testa, sopravanzando Extra Wise L che però allarga molto in piegata e viene rimontato da Eusebio che aveva quasi interamente superato, quindi Eusebio in seconda posizione, non perde tempo Giampaolo Minnucci e col proprio allievo va a chiedere strada ad Ebrezza dopo 300 metri di gara, passa in vantaggio e guida il rientrante Eusebio, quindi leader dopo 400 metri di gara, terza posizione per Extra Wise L. Poi a seguire in quarta c'è Edison NP che ha colto ottima partenza. Ora c'è la progressione esterna da parte di Evocrec e subito Edison NP anticipa per non restare chiuso e avanza gradualmente all'esterno. Intanto se ne sono andati in 48 i primi 600 di gara, 800 in 1 e 1 però ufficiali. In vantaggio sempre Eusebio, lungo la corda Ebrezza, all'esterno si impegna Edison NP, poi alla corda Extra Wise L anche Vocrec cerca di farsi luce, 1.15.9 per i 1000 metri iniziali, ora Edison NP sopravanza Ebrezza che cala e si getta in caccia di Eusebio a 400 dalla conclusione. Eusebio in vantaggio, nella sua scia ormai c'è Edison NP, all'esterno avanza anche Vocrec, sono i tre più attesi con Eusebio che si mantiene in vantaggio a metà della curva conclusiva e ha sempre quelle 2 lunghezze abbondanti di margine su Edison NP, mentre avanza anche Vocrec retta d'arrivo. Eusebio in vantaggio nel finale, deve soltanto controllare la situazione per concludere netto vincitore. La lotta per il secondo posto vede ancora emergere Edison NP nei confronti di Evocrec. 1.14.6, 29.7 a chiudere per il rientrante Eusebio e Giampaolo Minnucci che porta al successo in percorso di testa dopo 7 mesi di assenza dalle piste. Eusebio si ripresenta per conto di Francesco Facci. Giampaolo Minnucci lo porta alla vittoria. Scuderia Constellation Breeds al primo posto con il rientrante Eusebio.